sono stati presi in giro, tenuti sotto tiro dalle imprese impudenti di Maino e i suoi briganti. La montagna è una gran matassa di fili intrecciati dove non si passa. Una ragnatela sottile da salire con cautela, fatta di schioppi e mantella nera. Di qui, di là, Maino dove mai sarà? Lo vedono in tanti, lui e i suoi briganti, andare e venire, scendere e salire, Maino appare e qualcosa scompare. Borghesi e francesi con l'occhio sbarrato chiedono aiuto perché il brigante venga catturato. Di qui, di là, Maino dove mai sarà? Lo vedono in tanti, ma nessuno parlerà. Laggiù, lontano, in Francia, Napoleone urla boia, boia, e dalla testa si strappa la raviola. Bonaparte è di memoria buona, Bonaparte non perdona. È stufo a non finire, quel brigante finirà col farlo impensierire. Così, con la mano nel panciotto, ai suoi generali fa un pistolotto. Di qui, di là, Maino dove mai sarà? Lo vedono in tanti, lui e i suoi briganti, andare e venire, scendere e salire, Maino appare e qualcosa scompare. Borghesi e francesi con l'occhio sbarrato chiedono aiuto perché il brigante venga catturato. Di qui, di là, Maino dove mai sarà? Lo vedono in tanti, ma nessuno parlerà. Bonaparte di memoria buona, Bonaparte non perdona. Non c'è niente da dire ma molto da fare, quel brigante deve scomparire. I servizi segreti sono già informati e già son travestiti da galli piumati, da buoni bambini, da verdi pini, e sparpagliati qua e là sorvegliano le case, sorvegliano le cose, si buttano in caccia ma di Maino nessuna traccia. Di qui, di là, Maino dove mai sarà? Lo vedono in tanti, lui e i suoi briganti, andare e venire, scendere e salire, Maino appare e qualcosa scompare. Borghesi e francesi con l'occhio sbarrato chiedono aiuto perché il brigante venga catturato. Di qui, di là, Maino dove mai sarà? Lo vedono in tanti, ma nessuno parlerà. Napoleone riurla boia, boia, ed in persona sceglie la persona che ha l'occhio di triglia ma un cuor d'antiguerriglia. È un piccolo soldato dal genio moderato, è un poco merlo ma molto tarlo, che rode, rade e poco ride. E mentre Maino lontano sotto un pioppo dorme vicino allo schioppo, al suo uomo Napoleone gli ordina di schiacciare Maino sotto un tallone. Di qui, di là, Maino dove mai sarà? Lo vedono in tanti, lui e i suoi briganti, andare e venire, scendere e salire, Maino appare e qualcosa scompare. Borghesi e francesi con l'occhio sbarrato chiedono aiuto perché il brigante venga catturato.